Ragazzi, per Passion Napoli ci troviamo ad Ischia al Mavilan. Guardate con chi sono. Come stai? Io, benissimo, Benvenuto a Sto Ischia. a posto? Senti, allora io ho Vabbè, chiamato. Chi stiamo? Intanto sai con Edoardo, un certo. grandissimo tifoso del Napoli, oltre che essere il proprietario. Bravo. E quindi insomma io ho chiamato papà Gesù, lo rifarei altre 1000 volte. Gesù? Gesù. Perché Gesù? Perché per me è Gesù. Ah, Gesù. Ok, quindi tutti lasciate stare i commenti. Quindi dove il padre e il figlio che ti... No, vabbè. Senti, e poi vogliamo fare noi di Passion Napoli una petizione affinché la città di Napoli deve dare per forza la cittadinanza onoraria al presidente Laurenti. Forse la Madonna. Forse la Madonna lo fa. Ho capito, la Madonna intanto fa i miracoli, San Gennaro scioglie il sangue. Si può fare. E mio padre, chi potrebbe mettere a posto la città? Sto comune, anche. Lo stadio ancora ci vuole dare. E Anche. lo stadio è una cosa importante di aggregazione comune di un pubblico. Vorrebbe uno stadio multifunzionale, polifunzionale, dove vivere dalla mattina alla sera, quello che significa il calcio, che ormai fortunatamente è diventato nel mondo. Napoli, solo prima del 1500 era già capitale dei vari filosofi, dei vari poeti, dei vari scrittori, e quindi, come si può dire, era un qualcosa di unico. Ecco, oggi Napoli è diventata unica perché c'è il Napoli, ci sono i tifosi napoletani, i napoletani stessi sono nel mondo, quindi Napoli over the world. Certo. Quindi se mio padre arriva a Napoli, fa diventare Napoli, non internazionale, già lo è, perché Napoli, lo si sa, da Cristo Velato a tutti i vari monumenti, anche, come si chiama, dal cimitero, come si chiama il cimitero, quelle delle fontanelle, dove puoi vedere purtroppo quello che è successo durante la peste, da tutto quello che è la storia, dai greci ai babilonesi, ai spagnoli, ai turchi. Hanno trovato poco tempo fa, se non sbaglio, a 70 metri sottoterra o 60, delle cisterne greche. Quindi Napoli è storia, e noi con lo scudetto siamo diventati ancora più storia. Esatto. Perché Napoli... Allora, il Napoli io ti dico, io non ero tifoso, io adesso sono tifoso del Napoli. E perché? Grazie alla famiglia E De allora? Laurentiis. Per me è patrimonio dell'UNESCO Napoli ormai, Esatto. perché dai, Napoli è nel mondo, il napoletano è nel mondo, il napoletano vive per la maglia e per il popolo. Quindi questo scudetto per me è del popolo napoletano, oltre che di tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto per arrivare sempre più in alto, perché il napoletano sta lì, alto, perché il napoletano è un qualcosa che se non lo vivi non lo puoi comprendere, è sempre Serie A, una serie ineccepibilmente da Champions. Quindi adesso la Sei Champions, d'accordo? la Champions si vince, ragazzi. No, adesso non arriva mai, però Si vince. tu dici che volete giustamente dare a mio padre la cittadinanza. Esatto, Benissimo. diamo sta cittadinanza. E datela, che cazzo che aspettate allora? No, che sto andiamo, Basta, che cavolo.